E ancora buongiorno Baby K, voglio ballare con te una delle canzoni dell'estate, pronti anche oggi, e perché riprendiamo anche con la nostra rubrica dedicata ai consigli utili. Perché oggi, visto che ripartiamo alla grande, il consiglio non è uno ma sono tanti. Intanto, a proposito di consigli, se ne avete da darci, 380 19 33 500, noi siamo qui pronti ad accettare, ad ascoltare consigli per migliorare e per migliorarsi, anche perché il confronto è un ottimo modo per migliorare e crescere sempre in qualunque campo, soprattutto nel nostro, che abbiamo bisogno chiaramente dei consigli dei nostri amici in ascolto che ci supportano tutti i giorni. Quindi se avete delle richieste particolari, avete dei consigli da suggerire, dei suggerimenti, ecco, noi siamo qui pronti ad ascoltarvi. Intanto parliamo delle posate d'argento. Ecco, dovete sapere che spesso le posate d'argento si anneriscono. Dal contatto con le uova si devono sfregare con una patata cotta avvolta in un panno e in questo modo possono essere pulite. Ebbene sì, anche il legno verniciato si pulisce semplicemente con un panno umido e un detergente neutro, quindi provate, poi mi farete sapere. Se vi siete sporcati la pelle, per esempio nell'imbiancare le pareti di casa, non pulitevi con l'acqua raggia, mi raccomando, perché rovina la pelle ed è tossica, ma eliminate le tracce di pittura con uno straccetto imbevuto d'olio d'oliva. Ancora consigli: se una macchia di vernice sul vetro si è appena asciugata, ecco, questa è una cosa classica che può accadere, levatela immediatamente con uno straccio imbevuto d'aceto. Se invece la macchia è vecchia, potete eliminarla con il raschietto, piano piano chiaramente. Per pulire i vetri senza usare detersivi, strofinateli con carta di giornale inumidita e poi passate un panno morbido che non rilasci pelucchi. Gli oggetti in ferro battuto invece, cari amiche che in questo momento siete a casa e state pulendo, vanno spolverati bene e poi si passano con un panno morbido e pulito imbevuto di petrolio. Ecco, semplice, no? Questa è proprio semplicissima. Il bronzo lucido invece si passa con olio d'oliva e poi con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca. Questo è come si pulisce proprio il bronzo. Se invece dovete pulire altri metalli, potete pulire il rame, pulire il peltro con le modalità e i prodotti appropriati, quindi un po' la pulizia classica che si usa anche con il rame. Invece per lavare i vetri si usa acqua e ammoniaca e fogli di giornale per lucidarli in modo che non rimangano aloni. L'ultimo consiglio, e poi altri domani: le tapparelle scorrono più facilmente se si passa un po' di cera sui nastri. Appuntate bene i nostri consigli utili che ritroverete anche sulla nostra pagina di studio90italia.it nella rubrica Stelle di giorno consigli utili. Intanto musica!